Ciao a tutti e benvenuti a GQ Voice, in un appuntamento inedito GQ Fancy del venerdì, ma d'altronde come sapete questa settimana c'è il Festival di Sanremo, quindi di scuse per parlare di moda ne abbiamo tante e appunto nei nostri appuntamenti GQ Voice affrontiamo diciamo tutto il mondo fashion system sia con i protagonisti principali, quindi designer o addetti ai lavori, ma anche con grandi appassionati. E tanti di loro, va detto, appunto sono musicisti. Il nostro ospite di oggi, anche lui è un musicista, e anzi si esibirà stasera nella sezione Sanremo Giovani perché stiamo aspettando Davide Shorty e anche lui è un grande appassionato di moda, street style soprattutto. Nel frattempo saluto tutti quelli che si stanno collegando, saluto la mia redazione, ciao Michele, ciao Filippo. Nel frattempo se volete, avete qualcosa da chiedere a Davide potete sempre scriverlo nei commenti e così lo leggeremo in diretta. Nel frattempo Davide non ti vedo, se ci sei batti un colpo. Ci sei? Aspettiamo qualche minuto che appunto anche la diretta un po' si popoli. Eccolo Davide, è arrivato. Ecco. Ciao, stavo cercando di raddrizzare Ciao! tutta la faccenda. Ciao, come sei Rouge? Sì, Dove ho sei? una luce rossa puntata in faccia, come puoi vedere. Stai a fare una lampada? Cosa stai a Sì, mi fare? sto abbronzando. No, no, Allora, è sei solo la luce. pronto? Sei carico questa sera? Carichissimo, sono emozionatissimo, carichissimo e ho proprio bisogno di stare sul palco. È rarissimo però stare sul palco, per cui il momento te lo devi godere per forza. Certo, poi insomma un palco importante come quello di Ha Sanremo. voglia, è un sogno che diventa realtà. Cavolo, sì, ma cosa si prova a essere lì? Cosa si prova a... Sono un sacco di farfalle, ti senti un sacco di cose che si muovono, proprio, ti senti proprio come se ci fosse un'energia, proprio un flusso energetico dirompente da dentro. Là sopra è tutto, cioè la percezione del tempo e dello spazio non c'entra più niente, è tutto etereo. Io lì sopra, quando ho iniziato a cantare, ho avuto tipo 5 secondi di disperazione in cui mi sono reso conto che avevo gli auricolari che non mi funzionavano, quindi ho detto, oddio, e adesso che faccio? Quando ho realizzato ho detto no, vabbè, li levo, speriamo che sento qualcosa. Perché io comunque ho un intro di una canzone abbastanza lungo che mi ha concesso di fare questa cosa nel giro di 5-10 secondi. E appena ho detto, ok, li tolgo, vediamo come si sente, ho detto, vabbè, dai, qualcosa riesco a percepire, portiamocela a casa. Ma scusami, E, cioè se c'è un inconveniente tecnico di questo tipo non si può dire scusate, riparto, rifammi. no, è brutto, in un contesto del genere è brutto. Senti, No, ma... non puoi. Senti, ma cioè, dimmi un po', è davvero così, si sente davvero così tanto la, diciamo, l'assenza del pubblico? Cioè, cosa Guarda, cambia? io sono arrivato con l'idea che sia giusto che non ci sia il pubblico. No, Ehm, questo e chiaramente. quindi proprio perché è giusto non mi ci sto concentrando tanto, non è una cosa a cui penso, cioè il dato di fatto è che questa è la situazione e la devo accogliere per quella che è, per cui non penso a come sarebbe col pubblico. Certo è ovvio che se ci fosse l'energia di tante persone in sala, ovviamente il flusso energetico sarebbe addirittura maggiore. Quello è proprio scientifico, Beh, certo. però ecco, è comunque una sala dove l'energia abbonda a prescindere. Poi c'è un'orchestra meravigliosa, ci sono 65 elementi che ti circondano e ti abbracciano quasi.
E quindi tu canti per loro, loro suonano per te e c'è questo scambio e si diventa una cosa sola ed è incredibile. Bene, bene. Tu hai suonato la sera di palloncini, però. Io ho guardato la fila di palloncini, però in realtà guardavo anche un po' l'orchestra, cioè c'era proprio questa sorta di scambio. Ogni tanto per dirti, sai che c'è una strofa rap all'inizio e la seconda strofa nel mio pezzo, e il rap l'ho fatto proprio all'orchestra, come se dicessi fratelli e sorelle miei, dai, spacchiamo tutto. Bravo, bravo. Senti, no, comunque questa energia si percepisce, almeno da casa si percepisce, quindi immagino ancora, cioè anche loro. Ma senti, l'hai già scelto il look per stasera? Sì, l'ho già scelto, non ti posso spoilerare? Io chiedo, non si sa mai. Posso spoilerare il look? C'è il tuo stylist? La mia stylist si chiama Aurora Zaltieri, fortissima, è Ciao simpaticissima. Aurora, la salutiamo. E che cosa ha Grazie. scelto per te stasera, Aurora? Ha scelto un Missoni. Ma Devo tu dire spesso che... indossi Eh missoni. sì, ma sono un super fan di Missoni. Mi piace proprio tanto. Ma poi la cosa bella dei Missoni è che qualsiasi cosa ti metti addosso proprio te la senti bene, perché si sente l'amore con cui è fatto. Senti, e quanto ci avevi messo invece a scegliere, quanto ci avevate messo a scegliere il look della Guarda, prima serata? ti- Ah, ce lo fai vedere? Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo, No, no, vediamo. no, 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 aspetta, aspetta un secondo. Non te lo faccio vedere, non te lo faccio vedere. Ho deciso che non te lo faccio vedere. va Ho bene, ci deciso di teniamo no. la sorpresa per dopo. Ci teniamo la sorpresa, ci teniamo Va la sorpresa bene. perché no, in realtà, scaramanticamente parlando, forse è meglio così. No, infatti, giustamente poi ognuno ha i suoi riti, le sue cose, quindi No, no, ho deciso, sì, sì, sì. Spero che porti bene non farlo vedere. Comunque, scusami, mi hai chiesto una cosa, ti quanto ho... ci avevate messo a Ah, a scegliere il look scegliere. per la serata Ma ci siamo d'esordio? beccati un paio di volte. In realtà, già dalla prima volta avevo una selezione di suit, di missoni. Perché, ovviamente, essendo una serata di gala, cioè io di solito sono abbastanza un fan del vintage e dello streetwear. Quindi, portare un suit non è mio solito. Però, per una serata di gala ci stava. Ci sta. Eh, Beh, quindi ma è il un completo che paio. abbiamo scelto è stato, ce l'ho proprio preso di mira. E poi, siccome sono malato di sneakers, ho preso delle Jordan nuove da un reseller. Ho sperato fino all'ultimo che mi arrivassero in tempo, infatti sono arrivate, perché sai, quando vai su StockX ti danno la data in cui te le possono spedire, però non è mai sicuro. Poi con tutto il Esatto. delirio che sta succedendo, sei sempre, cioè non hai idea di quello che possa succedere. E Ma alla tieni fine ce le stesse l'abbiamo. anche stasera o stasera hai delle altre No, scelte? stasera ne ho altre. Sempre Jordan, perché io sono malato di Jordan 1 Low, quelle basse. Ottima Eh, scelta. E quindi sei anche un po' un collezionista o... Guarda, ho iniziato da poco a collezionare sneakers, anche perché ovviamente devi avere delle economie di un certo tipo per poter collezionare sneakers. Sono più un collezionista di dischi da questo punto di vista. E un'altra cosa che le colleziono sono camicie vintage. Essendo a Londra, la maggior parte del tempo, essendo comunque d'adozione londinese, lì c'è una selezione di negozi vintage meravigliosa, Cavolo. da Beyond Retro a Goldsmiths, o insomma, vai a Brick Lane e trovi Quindi la hai qualunque. un guardaroba di un certo livello. Voglio dire, E ma hai anche una cabina armadio incredibile, cioè, non so, uno spazio enorme. Cioè, in quanto stai... realtà, in realtà neanche tanto, perché metto tutto, cioè poi io ovviamente avendo una stanza, cioè io non condivido la casa con altre due persone, è una stanza abbastanza grande, però ecco il mio armadio non è gigantesco, per cui ho un appendiabiti, l'armadio e poi tutto il resto quando non ci entra lo metto in valigia a seconda della stagione. Ho capito. Quindi, ma quando hai fatto la valigia per Sanremo sei stato un po' in difficoltà nello scegliere cosa portare anche per il giorno? Sai O... che, sai che sono stato fortunatissimo perché sono stato contattato da tanti brand, ho fatto una piccola collaborazione con Carhartt, che mi No, ha, che mi ha quindi ti hanno mandato, un po' dato quindi mi hanno fastidio. proprio, cioè io ho portato
le cose essenziali, qualche t-shirt, ho portato pure un paio di jeans, perché sapevo che mi stavano arrivando delle cose, quindi ho detto, dai, arriviamo con la valigia vuota così poi non Leggero. devo comprare un'altra valigia per riportare tutta la roba indietro. Quindi non hai, non lo so, delle cose scaramanti che comunque magari te le porti anche se sai che non le metterai, però In pagamenti realtà ho due cose autentici. scaramanti. In realtà una, però l'altra non è scaramantica, è più energetica. Una è una pietra che mi ha regalato un'amica che metto in tasca, e l'altra è un elastico per capelli con cui levo i capelli, che mi è stato regalato dalla mia compagna, quindi lo metto per reggere i capelli così magari mi si vede la faccia. Capelli che sono anche una parte importante della tua immagine, diciamo. Eh sì, è un po' come Sansone, la forza nei capelli. Bello, bello, mi piace questa immagine. Senti, invece scusami, te lo ricordi la prima volta? Vabbè, il palco dell'Ariston non fa testo, diciamo, ovviamente uno se lo ricorda cosa si mette per calcarlo la prima volta, ma la prima volta in assoluto che sei salito sul palco, te lo ricordi cosa hai messo? Dell'Ariston No, 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 in avevo... generale nella Ah, tua in vita. generale? Oddio. Avevo... Sì, me lo ricordo. C'ho anche una foto e te la potrei anche mandare, perché me l'ha mandata mia mamma qualche giorno fa, ed erano le audizioni regionali dello Zecchino d'Oro Oh, Madonna. a 7 anni. Ah, è piccolissimo. Ero veramente minuscolo, avevo una maglietta a righe bianche e nere, sì, orizzontali, giusto, e poi dei pantaloncini neri e delle scarpe delle tartarughe ninja. Che dolce. Vabbè, però ti aveva vestito tua mamma o ti eri vestito già da te? No, io figurati, io sceglievo tutto io. Mia mamma ci provava. Quando ero devo dire che mia mamma aveva un gusto talvolta estremamente figo, talvolta un pelino kitsch. Cioè, talvolta esagerava un po' troppo. Tipo, ho un Ma video di un tipo, compleanno dove ero vestito con questi pantaloni gialli e una maglietta con dei pattern stranissimi, sempre prevalentemente gialla, dove sembra un canarino con gli occhiali e le bratelle azzurre, che era proprio mega 90s, ma proprio non la parte stilosa dei 90s, proprio la parte vabbè, un po' più... sicuramente ti ha incoraggiato all'estero, però, quindi no, facciamo un Esatto, merito alla signora Linda, Linda. Linda, Linda. Buonasera, signora Linda. Sì, che Eh, sicuramente sarà da qualche parte, non so se è in diretta, ma di solito lei ogni tanto prende e guarda le mie dirette Instagram. vabbè, poi insomma, immagino, insomma, un figlio a Sanremo sarà lì incollata alla televisione. Senti, ma torniamo un po' a stasera e intanto sei emozionato, come ti stai preparando, cosa hai già provato o devi ancora provare? Abbiamo già provato, abbiamo fatto le prove generali prima della prima diretta, se non sbaglio il giorno prima, e poi basta, quindi vai diretto. La prima esibizione, te l'ho detto, ho avuto un problema con gli auricolari, quindi è stato, cioè, ho dovuto un po' improvvisare, quindi me la sono dovuta giocare lì all'istante. Stasera speriamo che vada tutto bene dal punto di vista del suono e onestamente non sono, in questo momento non mi sento molto agitato, però ho, ecco, le farfalline, ho delle leggere farfalline nello stomaco. Più ci avvicineremo, più queste farfalline si trasformeranno in falchi, probabilmente. Ok. Quindi ci Senti, sarà hai già da... però, Regina ha già comunque ottenuto anche dei riconoscimenti, il premio Enzo Iannacci. Ma è una cosa di cui essere veramente estremamente grati, poi essere associati a dei nomi come quello di Enzo Iannacci o nel caso del premio Lunezia Fabrizio De André, per me è qualcosa di incredibile. Ti giuro, ho fatto fatica a crederci quando mi hanno chiamato per comunicarmi la vittoria di questi premi. Per un songwriter è sicuramente di grande motivazione. E cerco veramente di non concentrarmi sul fatto ho vinto un premio, non è una questione di vincere,
più che altro come una pacca sulla spalla che ti dice, che ti dà una persona che stimi tantissimo e ti sta dicendo stai facendo la cosa giusta, continua perché lo stai facendo bene, quindi sono estremamente onorato di aver ricevuto i premi. Bene, beh, e quindi questo comunque sicuramente dai, un po' ti darà anche un po' una carica, una molla in più, no? Ma il palco dell'Ariston è il palco dell'Ariston, sorella mia, quindi ci sali e quello che succede lì sopra è indescrivibile. Ma veramente, cioè, io dopo aver smosso gli auricolari e ho detto vabbè me li tolgo e aver cominciato a cantare, quello che è successo dopo, cioè io me lo ricordo, però è etereo, cioè non te lo Eri riesco un po' a come in vivere, trance. non te lo posso, esatto, non te lo so rendere a parole, cioè non basta, te lo potrei raccontare in mille modi, ma non rende, te lo giuro. No, ma mi fido, cioè, ci credo assolutamente. Senti, comunque, però non è la tua prima esperienza su comunque un palco importante e televisivo, perché tu avevi già fatto X Factor. Sì, sì, e E, sicuramente quella, e che quella è stata un'esperienza che ti aiuta al controllo dell'ansia. Io poi sono un tipo abbastanza ansioso. E senti, e poi vabbè, appunto, visto che ti scherzi anche un po' sul fatto che hai fatto insomma, una tua canzone che si chiama Canti ancora, scherza un po' sul fatto che appunto la sovraesposizione un po' della televisione poi magari fa perdere di vista il fatto che gli artisti esistano anche, insomma, a Al di fuori, prescindere dal certo. momento in cui poi li vedi e sono magari mediaticamente sovraesposti. Assolutamente sì. Diciamo che è stato terapeutico scrivere quel pezzo perché quando giri per strada la gente ti ferma e ti ripete quella cosa in continuazione può risultare le prime volte magari anche abbastanza divertente, poi comincia a diventare fastidioso. Quindi per poter superare quel fastidio devi fare qualcosa, la devi trasformare in modo positivo. E quello che ho cercato di fare con quel pezzo è proprio non soltanto magari farne dell'ironia e creare magari una piccola critica a quello che è il sistema discografico italiano e comunque anche un po' il contesto sociale, eh, ma anche proprio un modo di scherzarci su e basta. No, anche perché appunto no, avevo letto una tua intervista dove appunto tu dici sì, le persone magari ti fermano per strada, ti chiedono la foto, poi magari non hanno molta idea di cosa fai, di quale sia la tua musica, o sai un po' magari il fenomeno del momento, perché chiaramente ti vedono tutte le serie in televisione. Certo, ma Però infatti quindi che cioè, è giustificabile questa cosa, voglio dire, lo spettatore medio ovviamente fruisce la musica un po' in maniera quasi fast food. Ascolta quello che c'è alla radio, guarda quello che c'è in televisione, magari ha una ricerca abbastanza limitata al suo di quello che c'è in giro. Ovviamente per me che comunque sono un artista che si è inevitabilmente legato alla scena underground in Italia, comunque venendo dall'hip hop, venendo dal jazz, è abbastanza, cioè è un mondo abbastanza sconosciuto all'ascoltatore mainstream, per cui quando poi ti ritrovi in un contesto come X Factor e poi ritorni a fare la cosa tua perché quello che è successo a me dopo aver fatto quella cosa lì è che non mi andava cioè, di fare la musica pop da classifica, non sono io, e cioè, se devo fare qualcosa che può essere recepita da un grande pubblico, comunque devo farla con la mia integrità e in quel momento io avevo bisogno di tempo per capire, per metabolizzare quella cosa e per poter elaborare un sound che fosse rappresentativo di quello che sono. tuo. Ci ho messo un po', però ecco, nel frattempo ho fatto un disco, il primo disco da solista è uscito nel 2017, ho avuto la fortuna di collaborare con dei musicisti che sono pazzeschi. Sai cos'è? La cosa di cui sono più grato dal punto di vista artistico
sono veramente tutti musicisti di cui sono riuscito a circondarmi e che ho avuto la fortuna di incontrare, perché nella stragrande maggioranza dei casi, se non praticamente tutti i casi, sono accademicamente molto più preparati di me. Quindi io magari degli istinti sviluppati per un certo modo, però ecco, da questo punto di vista si crea proprio una complementarità. Cioè, ci completiamo, ci capiamo e io imparo tantissimo dalla band, da un produttore come Tommaso Colliva, per dirti, anche io, essendo un produttore, vedere il modo in cui lui ha rielaborato Regina, e come ha coinvolto Carmelo, che è il ragazzo che ha scritto l'arrangiamento orchestrale, è stato veramente più che istruttivo, ma proprio ispiratorio. Certo, anche perché poi appunto lo ricordiamo, l'indotto della musica, insomma, non si ferma solamente alle persone che vedi o che senti, insomma, c'è dietro tutto un mondo di lavoratori, Sì, insomma. esatto. Il solista ci mette la faccia, però poi ecco, bisogna riconoscere il team di lavoro, bisogna sapere che, ecco, io parlo sempre al plurale quando parlo del mio progetto, non parlo mai solo di Davide Shorty, ok, la faccia, il nome è finita. Dietro Davide Shorty ci sono Francesco, Aurora, Alice, bla bla bla, la band, Tommaso che ha prodotto il pezzo, insomma, tutta una serie di persone che lavorano perché credono nel progetto, e questa è una cosa che intanto mi lusinga e mi motiva a palla. Ogni tanto mi responsabilizza e mi spaventa anche un po', però poi devo trovare l'equilibrio e quindi ci facciamo un po' forza a vicenda in questa situazione. Se fossi da solo crollerei dopo un minuto. Giusto. Senti, cioè, diciamo, la tua musica e il tuo disco vengono descritti come fusion. Tu ti rivedi in questa descrizione? Allora, dal punto di vista del genere musicale, quando mi è stato detto sei fusion, a me è venuto un po' da ridere, nel senso che il genere che faccio non è prettamente fusion, non è, cioè fusion è un'altra cosa. Però sicuramente sono una fusione di tanti generi, quindi letteralmente fusion sì, sono una fusione di tanti generi, di tante culture, essendo siciliano, il siciliano è fusion già dalla nascita, cioè, parliamoci chiaro. Cioè, per dirti, a Palermo c'è una chiesa che è la chiesa in cui sono stato battezzato, per dire che io poi non sono una persona religiosa, non sono molto spirituale, però mi hanno battezzato in questa chiesa che è una chiesa cristiano-ortodossa, però di struttura arabo-normanna, che tu dici cristiano-ortodosso arabo-normanna, che sono Certo che sì. delle cose totalmente opposte che si incontrano e creano bellezza. Quindi Certo, è la Sicilia quello. poi, diciamo, a livello di stratificazioni ne ha tantissime, sia dal punto di vista artistico ma anche culturale, ovviamente. Esatto, no, ma la cosa bella è quando si riesce a percepire la diversità come una forza, come una ricchezza. Sai cos'è? Purtroppo in Italia molto spesso questa cosa della diversità viene demonizzata, e diventa quasi una minaccia l'essere fuori dal coro, l'essere diverso, l'essere troppo contaminato, l'essere troppo complesso, come se si dovesse andare sempre a semplificare. Questo secondo me è un messaggio sbagliato, perché gli esseri umani sono molto complessi, Sì. quindi ci deve Anche se essere. questo, anche se questo Sanremo, dai, cioè, vedo sul palco, nel senso gli artisti si stanno dando Eh, molto da fare per, anzi, per dare un panorama abbastanza eterogeneo da tanti punti di vista. Ma proprio per questo mi viene da pensare finalmente forse si sta ritornando un, a un tipo di espressione più trasversale, perché la semplificazione ci sta. Non dico che non ci stia, non dico che non si debba fare, però ecco, ci deve essere un equilibrio. Do assolutamente molto atto ad Amadeus per aver creato un cast da questo punto di vista molto eterogeneo. Molto Vedi vario. artisti come la rappresentante di lista, che sono comunque di provenienza, uno dei ragazzi, Dario, è anche lui palermitano, cioè, con la pesce di Martino, che comunque sono dei colossi dell'indie, Fulminacci per dire, o
Gamon ha portato un pezzo che è veramente di una complessità, ma di una bellezza disarmante per quanto mi riguarda. L'arrangiamento orchestrale è pazzesco, lui l'ha cantato da Dio. La melodia, pure io faccio fatica a cantarla, c'è una pentatonica che mi viene, ogni volta che la canto dico, ah, che bello! Quindi sì, Bene, bene, cioè, quindi, mi piace anche che ci sia molto questo, anche tra di voi comunque questo fair play e questa, diciamo, riconoscenza, mettiamola così. Senti, invece ti volevo chiedere ancora, prima di lasciarti andare, invece, tra le persone a cui ti hanno paragonato, però c'è anche Jamiroquai. che bomba, voglio dire, che strabomba. Guarda, c'è Walter Ricci 83 che chiede di salutarmi da 2 ore, quindi gli mandiamo un bacio grosso. Ciao Walter Ricci Livorno. Ah sì, ho visto, te l'ha scritto È un su fan più club di volte. Walter Ricci che è un fratello, quindi Ah, ok. gli mandiamo un grosso saluto. Salutiamo, esatto, tutti quelli che ti stanno. Peraltro hai tantissimi fan, Sì, ma infatti qualcuno. stanno arrivando. Io in realtà cercavo di. Io purtroppo non sono bravo a fare multitasking. Ti rispondo alle domande, mi concentro sulle risposte e non cago i commenti. Quindi chiedo bene a chi mi sta scrivendo e mi chiede saluti e controsaluti. Quindi chiedo assolutamente. Cioè, non fatemene una colpa perché sono proprio io scarso a fare entrambe le No, cose. io stavo un po' li stavo un po' seguendo e comunque ti stiano seguendo anche dal Brasile, Che comunque bomba! qualcuno ha scritto in siciliano, quindi onestamente mi dispiace, non ho capito cosa c'è scritto, però insomma vedo che la tua fan base è varia e anche bella attiva, insomma. Eh sì, ma guarda, la cosa mi inorgoglisce da morire. Devo dirti, mi sento abbracciato da un sacco di persone. Ho letto, oggi è uscito Fusion a metà, che è la prima parte del mio disco, e ho visto proprio un quantitativo di messaggi e ne ho letti alcuni che mi hanno veramente commosso. Stamattina, ti giuro, mi sono ritrovato con i lacrimoni, perché uno fa tutto il forte emotivamente, No, però però, certo. cioè, voglio dire, quando vedi che poi la gente recepisce quello che sei e si relaziona a te, trova quasi uno specchio, quella cosa è disarmante, non te la so. Come il palco dell'Ariston, non te lo so spiegare. No, certo, poi appunto la musica comunque, cioè, si tratta di emozione, quindi giustamente emozione data e ricevuta, quindi insomma è giusto anche che sia così, Dal insomma. Lussemburgo pure, guarda lì, dal Brasile. Sì, sì, Wow, sto per I'm fare la impressed, carica, guys. Io non qualcuno ha parlo scritto nessuna che lingua si tra sta. inglese, parlo italiano e inglese. Possiamo, se qualcuno non capisce l'italiano, mando lots of love for everybody that doesn't speak Italian. And I hope you like what you see tonight and support the music. And I hope to come to your country to play as soon as possible when we'll be able to travel. Esatto, infatti ti stavano tantissimi, dicevano da Londra, ti sosteniamo da Londra, qualcuno ha scritto che farà la ricarica per votarti stasera, quindi Che insomma grandi. sicuramente il supporto non ti mancherà. Senti, ma hai già pensato un po' al post Sanremo? Eh, eh, mi, nel senso che sono molto proiettato nel momento in questo istante, cioè sto pensando proprio a essere centrato, a godermi quello che sta arrivando proprio nel presente, però sono consapevole del fatto che qualunque sia il risultato, uno, sono felicissimo e soddisfattissimo di quello che è successo finora, e poi comunque sia è un grandissimo amplificatore per la mia musica, quindi volente o nolente la mia vita sta cambiando, e io sono pronto ad accogliere questo cambiamento, nel senso che ho lavorato tanto per capire quale fosse il mio messaggio, il mio ruolo nella scena musicale italiana come essere umano e come artista. E penso che sia un momento fondamentale per poter utilizzare questa piattaforma per dire delle cose che possono aiutare le persone a pensare, a riflettere, a star meglio, a cercare terapia se è il caso, capito che ti voglio dire, a farle sentire meno sole
in un momento in cui purtroppo ci hanno tolto pure la socialità, quindi porca miseria, Sì. se non ci aiutiamo con l'arte, con la creatività, se ci tolgono pure quella, che dobbiamo fare? No, esatto, esatto, è un tema caldo sicuramente. Si parla tanto appunto del fatto che tra le poche cose, diciamo, la cultura un po' sembra un po' in fondo alla lista di priorità delle cose da riaprire. Poi chiaramente è un dibattito molto complesso, però effettivamente, insomma, poi sono anche cose che vanno nutrite e effettivamente un anno senza concerti o comunque con pochi concerti, con poco Eh, teatro, con poco ci cinema. sarebbe da considerare, ecco, una cosa che mi va di dire, mi piacerebbe fare un appello a chi ha la possibilità di aiutarci, perché abbiamo bisogno di aiuto, cioè, soprattutto i club piccoli, indipendenti, ci sono un sacco di club che hanno chiuso, un sacco di musicisti e di addetti ai lavori, dai tecnici a tecnici delle luci, ingegneri del suono, che comunque in questo momento non stanno lavorando e sono disperati, quindi vorrei veramente che da parte delle istituzioni ci sia più riguardo e meno marginalizzazione. Va bene Davide, accogliamo questo appello che poi insomma da una parte sicuramente è condivisibile, appunto ripeto, la questione è parecchio complessa, però Chiaro? sicuramente a un certo punto da qualche parte bisognerà ripartire perché anche cioè, vanno nutrite non solo, cioè alla fine va nutrita l'economia sicuramente, ma va anche nutrito lo spirito, e l'arte e la cultura, perché se no, insomma, poi si svuota, no? Tante cose poi si svuotano, se no. Ehm, Davide, io intanto non vedo l'ora di sentirti stasera con Regina, come appunto come tutti quanti qua, quindi io sono sempre in ansia quando saluto un artista perché non vorrei mai dire una cosa che poi porta male, inserisce, non so. No, guarda, è stata una chiacchierata bellissima, mi hai fatto rilassare, io poi sono, come puoi notare, un logorroico. No, però cioè, nello spettacolo, no? Ho sempre paura di dire una cosa che poi magari non andava detta perché porta un po' male. Quindi io ti saluto così, dicendo che non vedo l'ora di vederti stasera. Ti E ringrazio di cuore, anche io ti saluto così con un abbraccissimo virtuale. un abbraccio enorme. Speriamo, cioè, incrociamo le dita. Stasera dovrei aprire la serata, quindi collegatevi, sintonizzatevi presto. Prestissimo, Quindi prestissimo. ci vediamo alle 20:45 su Rai 1 al Festival di Sanremo. 20:45, dai è tutta. Ciao! Ciao, ciao, ciao.